Eccoci qua, buonasera, voglio... come state? Bellissimi. Stasera sotto brillanti, voglio mangiare pure una peroni piccola, quindi sono poco ubriaco, dici tu, ma ti ubriaca peroni piccolini, no? Però comunque sono poco allegro. Allora, andiamo a vedere subito i commentoni. I commentoni, voglio salutare un attimo a vola. Aspettate, so cazzi via. Allora. Scusate, prima di tutto voglio salutare a sti guaglioni che purtroppo stanno con il cellulare e quindi purtroppo non riescono a commentare perché non si è capito che con il cellulare non si riesce a commentare. Anthony Capone, ma l'ha scritto qua, ha scritto proprio i nomi, poi non mi scordavo perché non a finire mi scordo e faccio figure me. Anthony Capone, Davide Valentino, Felice Barletta e Valeria Amaduro. Ecco qua, quindi vi ho salutato a tutti quanti questi qua che non avevate modo di commentare su YouTube e quindi capola a risolvere questo problema. Invece perché in coppia cellulare non riesce a commentare la live. Stanno parecchie voi se vedere una live in coppia cellulare, ma non riescono a commentare. Questo è un mistero che soltanto Adam Cadmon potrà svelare. Allora, voglio salutare Giorgio Catalano, addirittura Giorgio Catalano Channel Official, si chiama questo. Poi c'è sta Gianni Ruttine, Domenico Sarnese, Gianluca Cozzolino, oramai sempre presenti nella nostra live, José Leon, che è anche un nome abbastanza, no, non è che Calleon Ronaldo, però è un guaglione che pure sapere in live, Tonino X, questa sera, buonasera Fabrizio, questa è la prima live che vedo, la prima diretta, grande Tonino, Forza Azzurrica pure componente, Antonia Mennillo, che oramai, voglio, Antonia Mennillo la lascia stare, perché mi sta dicendo che voi non sta arrendo quando sto dicendo questa cosa, per Antonia state facendo il posteggio, magari pigliate il live, non ci capite, no vabbè, perché mo vi spiego, e l'altra volta facciamo Omegle, che è un sito dove praticamente voi, cioè io mi collegavo e mi potevo avere con voi, se voi vi collegavate, scrivete Cerrone, mi potevate vedere e potevamo parlare. E praticamente se pure Antonio Mendillo, e che io acciappavo sempre a esso, a sto Omegle, e poi pure voi acciappavo sempre Antonio Mendillo, come se Antonio Mendillo onnipresente, e Mait che praticamente ha fatto un sacco di acciappanze, perché parecchi di voi si sono proposti a questa, ad Antonia, e quindi voglio facete bravo Antonio, che mi pare che è fidanzato, non lo so, Antonio, dillo tu Antonio, perché va a finire comunque secondo me oggi peggiorata la situazione Antonio, mo mi sa curiosità ancora a te, e ancora ricevere ancora più posteggi di prima. Giorgio Catalano l'ha già salutato già, Forza Azzurra, Pietrantonio Boccia, Ale Aiello, Giuseppe Silvestro, poi chi ci sta, Fabri Games, Marco Bove, Valentina Catanzaro, Grattix, nomi nuovi addirittura, intervista al tubo pure c'è sta sempre un ricord, Mario Gallo, grandissimo Luciano di Sebastiano, vabbè, comunque voglio salutare tutti quanti che sono una più. Incominciamo a leggere qualche commento, anzi no, voglio dire una cosa, ho cominciato a gustare. Allora, quasi sicuramente, no, quasi sicuramente, sicuramente uno dei primi giorni di settembre organizzo un incontro perché tutto quanto, giustamente mi dice Fabri, ma avevo organizzato una raduna, una cosa. Allora, io già lo volevo fare un sacco di tempo fa, e la CIT già giusto la vita e tutto il resto, però mo sono proprio sicuro di volerlo fare uno dei primi giorni di settembre, quindi se vi fa piacere non pigliate impegno, così ci verim e ci verim e ci salutiamo, ci conosciamo e tutto il resto. Non voglio fare uno dei primi giorni di settembre, sarà la prima settimana, sicuramente la settimana di settembre. E poi faccio sapere con precisione, comunque lo farò sicuramente, quindi poi se vi fa piacere ci vedremo. Andiamo a vedere un attimo Anthony Capone. Allora, Anthony Capone. C'era alla fine doveva accedere a Google. Si è riuscito allora? Fammi sapere come hai fatto, Anthony, perché su Anthony è uno di quei ragazzi che praticamente non riusciva a commentare e mi sono segnato un po' figlio delle carte, non mi so, può salutare. Quindi fammi sapere come hai fatto questa cosa che è interessante, perché sfruttiamo un po' questa matassa per capire come cazzo si riesce a commentare con cellulare. Luciano Di Sebastiano, saluto me e saluto pure a papà. Ciao papà di Luciano Sebastiano, si chiama Abele, Abele si chiama padre, un nome diciamo, storico, Abele, non ricordo di Guillermo, vabbè, però comunque un nome storico. Giuseppe Silvestro, voglio essere salutato su Peppe Taz. Peppe Taz, questo cognome tu. Ciao Peppe Taz, Mario Gallo, ciao Fabri, ma Roma, che bordello per questa live, ci fa una appiccicato con frate, ma che non mi volevo, bravo computer, alla fine ce l'ho fatta. Si glosso tu Mario, mi dispiace che picciato con frate, però ci ha spiegato frate che stasera sta live ti lascio computer perché se no ci parli, mi fai parlare a me, ci dico a Adriano Iodice, Ciro mi saluti a me ed Elia Nappi, è la sua prima volta che vede la live, sei forte, buon proseguendo. Grande Adriano Iodice ed Elia Nappi, un bacione
bacione da pianura, addirittura proprio a capo, proprio pianura. Gianluca Cozzolino, Cero Benitez e NBSP, che è su NSPP, tu non sto a buona che la capa. Magari non dato su NSBB, ha convocato Mesto e Britos e magari c'è su NSB in dei commenti, cioè, convoca Enrique e Zunico, a ma parliamo di una perché non è più giallo, mi dice niente. Marco Ruggiero, Cerrone, tanti saluti, grandissimo Giovanni D'Alterio, signor Cerrone, buonasera, grande Giovanni, Giovi TV, Cepuzzi Pier, Stefano Genere, mannaggia morto, mi è sfuggito commento, aspetta, spiega Carete, Cepuzzi nei Pier, non ci capita a chi ci vede nei Pier, ma lo andiamo a vedere un attimo. Ah no, boh, la Gepez, ah, un logo. Cepuzzi Pier perlomeno non ci fate né palla, addirittura non so a chi, con chi stai avendo questa cosa, comunque, eh, The Show 2.0, ma qua dobbiamo fare le domande, ma non so, fa che le puoi scrivere, dici in mare valore, domande, fa che le puoi tu, fa che le puoi tu, è una live molto libera. Napoli Fans Club, ti adoro Frank, ti adoro anche io, non so Frank, però so Cerro, ma l'anime di tempi che sia a 30ª live, lo sto dicendo, ma come se... Antonio Mennilo, Cero Pozzo, Passanente, comunque non sono fidanzata, allora, allora, Antonio, forse è fidanzata, ci ha fatto pure una poca per cercare un attimo di sedare questa folla di spasimanti nei tuoi confronti, però tu non l'hai capito, purtroppo è proprio. Comunque Cero Pozzo passare niente, Antonio Mendillo. Comunque non sono fidanzato, comunque grazie che rispondi sempre ai miei commenti e alle mie domande. Se ho un mito sai ti voglio bene, pure ti voglio bene. Tu l'hai salvata da questa situazione. Comunque, non fa niente che ti spasimante, è una bella cosa. Sa pure chi è brutto e non te ne ha nessuno. Quindi alla fine prendila come una cosa positiva. Vale Catanzaro, allora stasera ci sarà il ritorno di Ruttini, probabilmente si già ci ha fatto, quindi stasera penso che ne faccia un sacco. Allora, non si chiama, giustamente Giovi TV risponde, non si chiama Frank Strunz, vabbè non è Strunz, non sapeva evidentemente, non sapeva di questa cosa, comunque so Cerrone. Allora, scusate, ci pensavo dalla pagina con me, aspetta, ogni 3/4 per la pagina, mannaggiamo. Andiamo avanti. Marco, no, Luciano Di Sebastiano, ah no, Marco Ruggero. Il raduno fa a fine agosto, devo tornare a nord. Marco, mi dispiace, ma non lo posso fare a fine agosto perché i primi di settembre penso che sia più, come si dice, più congeniale, diciamo, da parte, ma che parole, congeniale, congeniale da prima a Wikipedia, che significa è una bella parola, ma ogni tanto mi esce queste parole che i residui scolastici. Comunque penso che la già fa forza a settembre, Marco, mi dispiace, casomai ci riconosci, non so cosa dirti. Luigi Piccolo, c'è lo tappo su tappo. John Carfora, un commento sulla partita di domani e voglio rimane su Cazzamari perché l'Atletico Bilbao non è una squadra da poco, rimane a vincere per lo meno 2-0, sta tranquillo, andiamo a fuori a casa loro. Vale Catanzaro, ma volete fornire questo Frank? Se Fabrizio, mannaggia quello. No, ma manca Fabrizio, ma chiamatemi Cerrone, pure accettabile. Anthony Capone, c'ero provato a collegarmi e bello e buono mi è uscito la pagina che dovevo accedere. Azz, è capitato proprio guarda, dire un po'. Ammazza, è capitato sta... No, io volevo sapere proprio passaggio per passaggio come avevi fatto, però ovviamente se ti è capitato ammazza, non so può spiegare. Allora, sai, Fabio Testa, come stai a femmina? Perché sono una femmina, cioè, sono una proprio, sono proprio schiaffata alla Homer Simpson. Napoli Fans Club, puoi salutare Bruno Ferrante Cavallaro. Ciao Bruno Ferrante Cavallaro. Allora, Fabrice Games, fai uno scherzo telefonico, no, come sta scherzo telefonico. Aspetta, no, sono dei ricetti rumore, no, non c'è sta nessuna. Allora, scusate, un attimo di silenzio, perché sono ricetti rumore, ho detto, ma è storia che è tornato. Oh, non so se frate Barboni Mario da casa, mentre sto facendo live, sarebbe una cosa. Wow, poi gli ho detto proprio computer in faccia, ma non credo, perché comunque se faccio una roba a casa mia. Comunque andiamo avanti. Giuseppe Silvestro, mannaggia, faccio pezzo come di Giuseppe Silvestro. Una catturata vuota, Peppe Taz sta per Taz Tasmania. Ah, il cartone animato, mi ricordo, il coso che corre, non mi ricordo che è un lupo. Sono 10 anni che mi chiamo così, DJ Taz. Oh, però Taz potesse essere un'altra cosa, potrebbe essere inteso pure come la Taz Rucessi. Io lo dico per te, non è che ti voglio offendere, però Taz, dici, ma no, la Taz, no, la Taz, boh, non so, ma pure la Taz che lo caffè, non so cosa del gesto. Comunque, un uomo più bello di tu, ti seguo da un bel po' su Kill Cammino per Marcellini che parlo di lui. Fa piacere che parlo di me, non so se ci si disforzano perché canti canzoni, comunque fa piacere.
The Matanos Boys, che se non sbaglio, The Matanos Boys è Tommaso Cerullo, sì, non sbaglio. Cerullo ci si chiude il mappatello, un saluto da Tommaso, ecco qui lui Tommaso. Tommaso è un ragazzo che fa la voce di Frank Matano, la fa benissimo, io te la trovo casomai sul suo canale, che fa le imitazioni proprio di Frank Matano, è bravo. Arrosto. Forza Azzurri, c'ero vedo una gomma di Nuciatilla, una serie di Nuciatilla proprio veramente a Perù, ma c'era una specie di casatiello, quindi non dico proprio, meno male che poi mi sentito perché sennò facevo proprio il mesh. Antonia Mennillo, c'ero, ma non è che non sono fidanzata proprio, oramai è scamata, però, oramai è troppo tardi. Comunque, mi sto sentendo pure, vabbè, non lo so, ce lo sai, un bozzo dice tutti i cazzi miei gente, questo è anche vero, quindi Antonio Avenito si sta frequentando con un ragazzo, cercate di non scassargli il cazzo, ci fa durare di me. Pietrantonio Boccia, saluta mio fratello Cielo, sei grande, Pietrantonio, tu scusa, no, che no, pensavo che lei prima, saluta mio padre, saluta la famiglia e facciamo un fascio. Francesco Barbato, state accorti il farfallo, se non ci stanno il farfallo che ho chiuso la porta, cioè la giappannata poco si trasa a farfallo, sfortuna che si trasi proprio in dasing, quindi non credo. Comunque la vega, si trasa la vega. Mauro Biscegli, buonasera, oggi fatta a correre, scusate, non ti preoccupare, Mauro, tranquillamente, vai piano piano, tanto calmo, mo abbiamo cominciato, non si pezzina, abbiamo parlato solamente del fatto che Antonia Mennillo, una voglione che sta qua, che è l'unica voglione, no, l'unica voglione, una delle poche ragazze nella live che tu quando a Fippo Stage, però la live serve anche per questo, Fippo Stage vi conoscete fra di voi, facete acchiappanza, scusate, facete figli, basta che mi invitate un matrimonio perché non è canale e quindi statevi buoni. Marco Ruggero, allora il raduno lo puoi fare ad Udine, cazzo. Muove Chito, organizzo qualcosa al Napoli Club di Udine, ci saranno minimo un centinaio di persone e entra da 2 euro, e fosse una bella cosa, buscare questi soldi, Marco. Cero sei laureato, addirittura Ale Aiello, tu sai che hai un manco diplomato, quindi figuriamoci laureato. Scusa la domanda, no, figurati tranquillamente, non sono laureato. E Vincenzo Prisco Ributtaro, bravo, ti voglio bene. Vega Davide, sei grande Fratimo. Fratimo non l'era mai sentito, sempre Fratimo, però Fratimo era nuova. Vale Catanza da Wikipedia, sì, ho fatto la parola che è geniale, segnate questa parola che è forte, facciamo anche un esce. Mario Callo, ce lo vogliamo il ragazzo che vide gli austroafricani da webcam, ma ci pare troppo pure a me, ma stai facendo in realtà sul fatto che si mi coppa su sito Omegle, e praticamente il muleore a me però acchiappava tutta gente straniera, e acchiappava chi si austroafricano, ma certo pure ovviamente non esistono gli austroafricani, però era proprio stupido, ma certo che sarebbe un incrocio fra gli austriaci e gli africani, cioè proprio una razza particolare, non l'ero mai sentito austroafricano, c'è da proprio ridere che esistono, so. Però austroafricano non l'ero mai hit, è stata una cosa nostra, secondo me è un talentuoso, secondo me, ma c'è assai. Francesco Gaviglia sta in Munacillo, ma tu pazzi, ma che mia nonna mi raccontava sempre su fatto di Munacillo, no? Non so voi se il nonno vostro vi racconta, sì, però mia nonna mi raccontava su fatti di Munacillo, mia nonna poi faceva proprio i film, proprio su fatti che incontrava proprio in Munacillo, a Vattevano, un sacco di storie, cioè si ieri piccini, ma mi raccontava quasi come fai paura, no? Perché pure pensavo a su fatti di Munacillo, così comunque. E Munacir, ho questo ricordo di questi Munacirli. Capo mi immagino sempre questi Munacir, sai come mi immagino? Mi immagino come chi là un film Ghost, non so se mai visto Ghost, no? Fare quando il morno, cioè sì cattivo dovevano appigliare di Munacir, che cose, cioè che sembra proprio monaci, tengono che le cose in capo, tutto nero, sai, fanno così, ma ricordo film Ghost, ma c'era paura, sti cose. Sono come i sputo in faccia che mi fanno ridere, però quando ero vicino mi facevano proprio questi Munacir tutto calmo qua, e se ne appigliava cattivo. Vabbè, comunque. Sta sparando i bot, Cappiano, non so se se state sentendo anche voi, Cappiano ognuno spara i bot, non si sa perché, vabbè, io so perché, però comunque sparano i bot tutti voi. E poi qua stare nei film, abbiamo stare nei film, la parte più importante, la parte che potevi capire, perché se dopo la roba è inutile del film, lo sparano i bot, fanno apposta, ma fare i film a me. Comunque, The Show.0 Cero, quando è il prossimo viaggio con Furore? Non lo so, però spero presto, ma comunque sicuramente ci sarà. Ci sarà perché è stato contento, lo vedi, ci è piaciuto, e quindi ci sarà sicuramente. Secondo Ruttino stasera. Vega Davide, sto pure io, non ti dimenticare, no, Vega, papà da salvato prima. Luigi Piccolo ce lo so anch'io. Ma chi sei tu? Ah, sì, Luigi Piccolo, forse che ha fatto un commento a non lo so. Comunque abbiamo la pagina dei commenti perché
si sono bloccate. Riavviamo un attimo, eccola qua, blocchiamo pure la faccia di cacchio perché siamo in differita. Voglio dire, Svizzera quando ne siamo, giusto per ogni tanto, ma che sempre a vedere, 52 spettatori, stasera siamo un po' più pochi, ma giustamente un po' le vacanze, un po', non lo so, però comunque, aspettate un attimo, oggi pezzi di commento, eccoli qua. No, ci ho fatto aprire con la recuperato, eccoli, no, una volta, facciamo, ah, eccoli qua. Allora, ammarete perché se no mi perde qualche commento. Ammarete, aspetta, Lore 95 Cerossi, saluti da Avellino, salutami Elia, ciao Elia, salutami Avellino, che è una città che a me mi fa curiosità, Avellino, sono mai venuto a Avellino, siamo sfizi a Avellino, qualche volta vengo a Avellino perché vengo sfizi, sono mai venuto. No, è no scherzo, è veramente a Avellino, penso si fatta a Avellino, sono mai venuto a Avellino, ma manca a Benevento, sono stato solo a Caserta Salerno e basta, che sono state le province campane che sono state. Ehm, Fabrice Games, che ne pensi degli youtuber raccomandati come Favi e altri? Boh, non so se si Favi e raccomandati, sinceramente questo non lo so. Ma che ci pensare? Vabbè, beh, allora, cioè, la verità, beh, allora sono raccomandati, fanno visualizzazioni, non lo so, comunque non me ne foto proprio. Vega Davide, Luigi Messaggi, Pietro Antonio Boccia, sei fidanzato? C'ero? No, sono sposato, Pietro Antonio Boccia, ma perché? Ma fosse, non lo so, io non sono, e sono pure sposato, quindi non mi fai la corte. Patrizio Barbato, buonasera Cero e buonasera alla stanza. Cero su quel ragazzo che ha fatto video che imita il bambino come lo mangi stamattina che si mangia più stella e Nutella, molto buona. Un abbraccio, mi fa ridere stamattina, ha visto. E poi mi ha fatto un sacco di guaglione che si mangia più stella perché è un personaggio veramente unico. Diciamo, i guaglioni sono comunque superati da Giuseppe Sapio, secondo me i propri figli a così, no? Poi non so capire come si chiama, si può scrivere, mi fa piacere perché suono, mi fa morire quando vedo che Magister Luigi veramente si mangia di queste canutelle, si proprio boom ca. Ha studiato la telecamera, ha studiato la webcam perché veramente si vengono iconati di vomito. Non so, io mi ha fatto pure a me, veramente innagite, la mamma mi fa noi fastidio, non lo so. No. Vincenzo Parretta, buonasera, a quando di nuovo Omegle? Non lo so, però è che cazzo voglio fare. L'unica cosa è che mi è dispiaciuto che pochissimi di voi tenevano una webcam e un microfono, cioè tu quando oggi non tenevo il microfono, oggi non tenevo la webcam, oggi se non tenevo fuori si fa vedere perché se non tenevo fuori non lo so, allora con pochi di loro mi vedevo sempre con gli stessi. Allora voglio fare, però che ci faccio? Mettete una webcam, a me c'è rima, a me ne variamo, non lo so. Cioè, però voglio fare che cazzo, dice su pagina passano pare rullata, subito passa e che cazzo come cosa, eh? E come fosse la live, solo che è bella pure perché a voi all'improvviso ognuno di voi mi mette a parlare. Infatti qualche chiacchiere, qualcuno l'ha conosciuto, a qualcuno mi ha fatto piacere, è una cosa da rifare sicuramente, lo faremo, forse sta settimana, come vorremmo. Ehm, Antonio Mennillo, c'ero a spiaggia in Duces, blocco Antonio tranquillamente, vai in Duces tu che puoi. John Black, c'ero ma da YouTube video con così sord. Sinceramente sì, però pochissimi purtroppo, perché non è che faccio chissà quanta visualizzazione. Vivere subito una cosa, per far capire subito per chiudere il discorso. Ma poi YouTube, per pigliare i soldi, proprio i soldi veri, cioè i soldi veri, uno stipendio, va, uno stipendio, essere solamente Franco Matano, oppure mo c'ho Favi DJ, questi qua che fanno questi numeri altissimi, no? Se tu fai un video in 1 milione di visualizzazioni, anche più, allora cominci a prendere cose soldi, ma se tu fai video come facciamo noi, 20.000, 30.000, 50.000 visualizzazioni, vi rimangono a vedere, quindi questo è quanto, l'ho racchiusa proprio brevemente per far capire che YouTube sì, YouTube ti può buscare i soldi, ma non è quasi me, purtroppo, purtroppo. Gennaro Cibo, cielo, buonasera, tanti lunedì che Rick, da Giavare e non dovevo mai, stasera vado a buono, come faccio 2 risate live? Gennaro, ci fa piacere, meno male, ho tanto alunni perché veramente è una vita, oramai sta a immaginare a fare su live, mi fa piacere che tu hai trovato il tempo per seguire questo live, perché comunque tutti i lunedì alle 21:30 stiamo sempre qua, questo voglio sempre ricordare. A meno che non fa qualche partita con Napoli o qualcosa, qualche evento straordinario, allora rimandiamo, facciamo un po' più tardi, comunque sempre facciamo. Vincenzo Prisco, a Canush a storia zizza longa, no, non la conosco a storia zizza longa, si ci ciao, scrivo, c'ha le ghisa, sì, su cui fammi sapere questa storia zizza longa, ma già uno che zizza longa, poi non lo so, magari è una mozzarella, magari non lo so, comunque dimmi tu. Marco Bove, bravo, bravo, ti fatta a barba, sì, ma ci fatta a barba, non so se, comunque aspettiamo con ansia la tua prossima parodia, Riccanzone, ma fanno troppo pari assai.
sì, parodie di canzoni, voglio, sì, voglio fare, però fino a... Ah, sì, la tengo uno in mente, mi è venuto, cioè, non mi è venuto, mi è venuto un magnome, cioè, è una bella idea. E che cazzo, mi sa facciamo che cazzo, però non la prima famo perché non primi mezz'ora, però per posto ottobre la facevo, cioè, forse la facciamo pure mo, facevo le riprese, mo, pare registrare a ottobre, oh, è una parodia che cazzo, non mi viene che cazzo. Però comunque non faremo altre cose prima delle parodie, ovviamente. Puskashka, che si chiama, Puskashka. Cosa ne pensi di Antonio Bove, Oricchione? Non so ci chiede, di carità, Antonio Bove, Oricchione, non so chi sia, non so. Tengo la mente che forse non voglio che ci si certi video a Facebook, che comunque che è gay, e così, però non la gis mezza voto, quindi non so cosa dire, dico proprio la verità, non so cosa. Carmi, buonasera, ciao Carmi. Puskashka, bella e buona, è passata a questa domanda qua, è passata a scrivere mi puzzano le ovaie. E beh, sul problema di tu si vedono le ovaie, però non riesco a capire come può essere lì sul fatto che ti vedono, forse si ripercuote sul fiato, non lo so, ti vedo usciato, quindi forse questo, ma comunque è tutta una storia, può essere che le ovaie sono collegate usciate, no? Non faccio sapere questa cosa che è molto interessante. Giuseppe Calleon, c'è se passiamo il turno, domani ci daranno 30 milioni. Mica vi danno a te, a me, e ci danno a De Laurentiis, non certo a noi, ma non ci diranno. Giorgio Imbradice, c'ero Rincil a NSP, magari è su NSP, voglio chi si caga mi contattano che io e pigli fatto, Giorgio Imbradice va vatte, voglio, c'ha agito Giorgio, Grattix, Grattix, c'ero di che zona di piano, c'ero che zona di pianura abiti? Abito, se la conosci, pianura, io abito dove sta più o meno la farmacia Petrone, non so se la conosci, è famosa, oppure la Rossalla MD, ma sono due punti di riferimento che ti fanno capire dove abito. Forza Azzurri, c'ero, io voglio pure su ciuffe, ma su ciuffe un bacio, anni e anni, non è facile, non è che può andare qua. Vale Catanzaro, c'ero, mi ha fa un favore, ti fai i video sotto ascella, ok, così belli i video sotto ascella, no, ok. No, io mi faccio un po', da girare da me tagli, me li sportisco un po', perché poi tu quando mi hai fatto quando no, perché poi rompo cazzo, cioè un po' un pelo ci deve stare. E poi mi taglio, però poi da girare mi sono un po' trascurando le video sotto ascella. Non mi sto facendo più, perché boh, non so, mi fa sì. Però sì, poi mi faccio, poi mi fa. Manulab DSK. Io conosco youtuber che fanno 100.000 visualizzazioni e lo stesso pig. Boh, lo stesso pig. Forse pigliane pure vicino, non lo so, come faccio a sapere. Angelica D'Antonio Cero, sono Nicola D'Antonio, il tuo amore, salve Maronna, chi è Antonio, Antonio il tuo amore? Aspetta un attimo, fammi la rete, ha gitumbato non so che commento, vai, scusate un attimo. Ale Aiello, chi è per te il miglior youtuber? No, già l'ho trovato, non è che ho proprio uno preferito. Tengo a coccolo americana che mi piace, così, però ce ne ho tanti, non ce n'ho uno in particolare. Giuseppe Giordano, è la mia quinta puntata. È la prima volta che commento, finalmente sono riuscito a fare stu cazzi account. Vai, qui ci volevo, sei grande, c'è Giuseppe Giordano. È facilissimo a fare un account, basta che dire un'email Gmail. E quando tu c'hai l'email Gmail, automaticamente c'è il canale di YouTube che stai. Uno si pensa chissà, c'era più canale di YouTube, maronna, come si fa a cagare. Non so, ci fa, sto per favore, figurate voi. E quindi ecco qua. Ho fatto lo ciuffo a Gillette. Voglio scusatemi, sto affogando. Ciao, ogni tanto ma affogo. Ecco qua, andiamo a leggere Luigi Piccolo Cielo, ti piace Justin Bieber? Non è a livello di canzone, credo, no, non so, anche tu sei andato su, non tengo temi musica. Ma già sta accorta a parlare di Justin Bieber, perché quando mi dici, là fa una battuta, o a Facebook non si capetta niente, piglia una parola, a Cire de Muore, ti avete una corda in canna, maronna, mi stanno come i lupi, coppa su Justin Bieber, io non lo sapevo che ci stavano queste affezionatissime di Justin Bieber. Comunque, ha gestito una cosa, la dice Justin Bieber, non so quando anni tiene. Comunque, figli di bucchi tene un bello fisico, diceva sic sic, oh, un bello fisico, però, sic però asciutto, su questo non si può dire, tiene un bello fisico. Ti tengo avanti, quindi posso invidiare un po' da questo punto di vista. Lo so. C'ero di me. Vale Catanzaro, c'ero di un poco pure tu stasera o ciuffremo coloide, ma anche sotto un altro mare, ma ci ha fatto sciambo, ma già capito alla San Frasone, allora, vabbè, io non ci capito, però stasera forse particolarmente. Allora, Sara youtuber, Scerro, salutami e poi non fai ridere a ridere, sei grande, e poi non fai ridere a ridere, sei grande, vabbè, non fa niente, non faccio ridere, ma io ci provo, dice, ma poi chi ha già fa ridere forse, io non so, i parlo, poi si pulite ridere, si pulite ridere, non ride, non ci sta, vabbè, non mi pigli gol. Vale Catanzaro, c'era un me a fare, ancora, ho fatto le video sotto a scegliere,
Fabri Games, che ne pensi di Conte e CT dell'Italia? A me mi fa piacere, ti dico la verità, a me mi fa piacere perché Conte è forte, Conte ci sta poco, fa inutile che lui, vabbè, tanto sapete pure lui schifano perché si va a Juve, perché ha vinto, vince, però a me mi piace, Conte nell'Italia mi piace, secondo me fa una cosa buona, almeno lo spero, perché comunque per l'Italia tifo sempre, sono legato a quando ero piccolo che tifo per l'Italia, non so se la nostra gente, no, io tifo Napoli, ti fa solo per Napoli, no, io tifo Napoli, pure io. Però l'Italia sono sempre affezionato, mi piace come squadra, no, poi di fatti discorso più tu, ma ne voglio fare manco, mi fa sì. Allora, sa. Adesso visto già la Gillette, ne ho già Umaro, stesse piglianesi. Ah, Manu Lab che si continuando il discorso di prima, lo stesso pigliano i soldi. Si pigliano i soldi per visualizzazione, ma non tanti come dico io. Perché poi i soldi, poi, e se quando tu pigli 50 euro un mese, 100 euro un mese sono soldi, quindi alla fine soldi relativi. Arrossaggio, pezzo da una nasce morta. Della quinta puntata della Gillette. Buonasera, Roma, io conosco il YouTube che sta la Gillette, aiuto, Angelica D'Antonio Ciaccara, ma che è Angelica D'Antonio a destra, Sara Silvestro, Caiti Ciaccara, Luigi Mille, c'ero tutto a posto, lui giusto benissimo. Pietro Antonio Boccia, se organizzi l'incontro dove sarà? C'ero, allora ragazzi, io voglio fare a Piazza del Plebiscito, mo dici, qualcuno hai qua a Piazza del Plebiscito, magari tu quando a Piazza del Plebiscito, ma è comodo Piazza del Plebiscito, cioè è una zona centrale, alla fine sai, tutta quanta la conoscono, ci si arriva facilmente, e quindi alla fine Piazza del Plebiscito penso che la faccio là, comunque mi fa piacere se quindi ma era qua. E Antonio Mendillo, voglio lasciate stare i peli ascellari del Cerri, Cavavat, sono patrimonio dell'umanità, è vero, oggi i pili sotto ascellami sono patrimonio dell'UNESCO, proprio ultimamente l'hanno fatto sta cosa. Ah, poi mi faccio di fare, ma chi mi faccio questi pili sotto ascellami? Cioè, io voglio tenere, ma io so qua, finché non mi veramente mi arrivano sotto i piedi, che posso inciampare, non lo so, che succede, ma io mi voglio tenere questi pili sotto ascellami. Ma Alberto Colella, ma le fai le bottiglie di pomodori? No, ne faccio, però mia nonna ne faceva le bottiglie di pomodori, ma ricordo su fatta a casa di mia nonna che c'era proprio come si dice, una tradizione, no? Cosa facevano questi bottiglie di pomarolo, si capiva che tu quando fai bottiglie di pomarolo, sai, tutte le femmine, no? E si questi cazzi di mosca, perché poi si faccini di mosca, stanno sempre dritto. E poi il pomarolo si fa, se non mi sbaglio, si faceva in questo periodo qua, oppure a settembre, non mi ricordo. Si facevano il pomarolo e si sempre si mosca, tu mi ricordo, ma non avevo quasi, no? Allora chi cacciava, sì, proprio chi cacciava i mosci, era proprio un addetto, un'addetta, perché poi solo il film ce ne sta, e si va visto che cacciava i mosci, su cosa umana, e poi chi lo faceva nei pomaroli, chi lo usava le bottiglie, chi lo schiacciava nei pomaroli, chi lo metteva nei pomaroli nei bottiglie, come tutta una macchina, no? Per i pomaroli. Poi non si fa più questa cosa, credo, perché mo il pomarolo di al supermercato, la fa bocca, dice, sta fatica in mosca, e bottiglie, scasso, vetro, già puzzava, mangia un video, cazzo, con l'MD a 35 centesimi, ma a una bottiglia di pomodoro e bafambo, credo, poi non lo so se si fa ancora. Comunque, aspettate, già riabbiamo io mente. Bottiglie di pomodoro, che ricordo, bottiglie di pomodoro. Allora, ecco la careta perché non voglio tumbare a nessuno, non voglio, ecco qua i peli ascellari. Ah, Francesco Gaviglia, ce lo fai una partita anche tu su Gomorra? No, non mi pare quasi, già l'hanno fatti già, che l'hanno scazzato tutte cose, quindi non mi sembra il caso. Mario Sansone, ce lo sono giusti, sto con un account purtroppo di mio padre, vabbè, non fa niente, purtroppo, purtroppo è bello uscito, purtroppo, no, però non fa niente, basta che ci stai, alla fine non c'è problema, l'account di padre, di mamma, di soldi, non è la stessa cosa, non cambia. Poi Diego Marino, eccomi Fabbrico, come ho visto Diego Marino, ha detto prima, ma ha scritto prima che poi per l'educazione di Diego, no? Caposo, non fa niente, però isso c'ha tenuta a dire proprio, io mo sono tornato, mo non ci sarò all'inizio, mi faccio magno, mi faccio una doccia e sarò da te. Eccolo qua, alle 22 precise è venuto e io lo ringrazio. E Antonio Branca, ma lo sai che ricordi il grande Troisi per certi tratti? Mi fa piacere perché questa è una cosa, è uno dei più grandi complimenti che mi si può fare. Ma a me mo dicino spesso questa cosa, a me Enrico mi fa proprio piacere. E Troisi è un idolo, fondamentalmente Troisi, penso pure tu per conoscere che l'hai seguito così, la immagini i film, tengo i libri, immagini visto tutto l'intervista, sacci a memoria proprio a Troisi, è un idolo ovviamente, e mi fa piacere quando dicono che assomigliano proprio a Troisi. Ando Palermo, buonasera Gerù, buonasera a tutti, scusate il ritardo, Ando, non ti preoccupare, stai tranquillo e sereno, che così pezzo veramente niente, stiamo parlando di cose molto futili, discorsi come al solito, no? Il live nostro
parla a capi cazzo, dici me cosa, quindi non ti preoccupare. Meglio tardi che mai. Francesco Barbato, la causa dell'affogo è la Peroni. Può essere perché Maggi di sta Peroni a così a freddo proprio. Vabbè. Roberto Di Leva, quando fai la prossima parodia ti invia un SMS? Non lo so. Ultimamente ci stai pensando, che poi facciano variare i video piccolini. E può essere che a Birn quando piove, che sai, che in live facciamo, sai, al chiuso. Allora a Birn quando piove non mi fanno cazzo perché piove. Penso che ne facciamo qualcun altro perché comunque erano che cazzo si potevano guardare, si pure a fare. Tom Forest, lo conosci Fabio Caressa? Ecco, non conosco Fabio Caressa, il commentatore calcistico. Pietro Antonio Boccia, ce lo vuoi girare un video con i fans? Come? Sì, però che video, non lo so, dammi un'idea, perlomeno dammi un'idea. John Black, c'ero aiuta Umar, alla Caiula, giù alla Caiula, a Posillipo. Carmine Migliaccio, bello c'ero, ciao Carmine. Poi Carmine, manca a farla apposta, se tu sei Carmine Migliaccio, quello che sto pensando io. Oggi ho incontrato un guaglione che ha mi ha salutato, mi ha fatto, diciamo, fatto proprio, e se tu conosci a Carmine Migliaccio, e ha detto, sì, perché manca a farla apposta, ultimamente mi stai vedendo un tuo video, mi è capitato in tabacca con un video tu, che tu facevi la femmina, non mi ricordo, sì, che cazzo mi hai fatto ridere, e si brava. E ha detto pure un video un po' a Facebook che mi fa piacere. Allora, Mario Sansone, sono Giussi, salutami, haha, grande, ciao, Giussi con un gatto Mario, si capisce che chissà come ha trovato, chissà come ha tra la mamma, proprio mi confondo, però comunque. Luigi Piccolo, c'ero saluto a Vincenzo Cirillo, ciao Vincenzo Cirillo. Carmi, comunque secondo me i rumori che hai sentito prima erano le fasi di Justin Bieber che volevano vendicarsi, e poi no, no, ma andiamo molto a posto, mi sta nessuno, a meno che Mario non stanno nella live, quello è diciamo a chi sto un attimo sul piano, però dopo la live, cioè come sta cosa qua, e poi va a team, anzi siamo 55, però vabbè, non male, vabbè, i rumori già si Bieber, Fabio Testa, grande Cero, grande Fabio Testa. Giuseppe Giordano, Cero, se è staccata la connessione, non so se l'hai letto, commentami, lo scrivi una tavola, scrivi un'altra volta tranquillamente, Giuseppe, non troppo. Poi il leg quando, mo stasera veramente sul gente quando, non lo so, comunque usciva a Milano. Gennaro Cib, c'era un pronostico per domani. Aprucciamo un po' streaming, aprucciamo un po' streaming, ma io penso che io muoio un po' streaming, mi dispiace deluderti, ma io spero che si veda un po' streaming, che la dato Magis Napoli Paris Saint-Germain, se vedete buono, ho anche detto l'altro, e spero che pure rimane mi fa sta grazie con streaming e si vede buono sta partita. Anthony Capone, cioè, non ho domande o stronzate da scrivere, ma visto che sono riuscito a sbloccare i commenti, mo daccelo pure a chi si serve o fatti i commenti, mica affido. Simone 1990 1926, c'ero pure io ci sono riuscito dal cellulare, basta accedere. E ma su fatto, guarda, boh, vabbè, basta, tu potevi bastava accedere a... Babbo, già avremo questa cosa, con questi problemi, invece la cosa è così facile. Maro Biscegli dice, conosci la festa dei Gigli, ti piacciono? Conosco, nel senso che di nome, conosco la festa dei Gigli perché mi pare che è una festa nolana che si fa a Nola, però non ci sono mai stato, però sacci che è una festa molto famosa, molto sentita da parte dei nolani. Però no, immagino fumare perché non la saccio. Andrea Lombardi, Fabri, esiste un sito dove ti dice quanto incassano gli youtuber mensile e annualmente? Non penso che ci siano siti che ti dice questa cosa qua, perché penso che ognuno si fa fatti suoi, non è che lo va a dire, e quindi non credo che ci esista questa cosa qua. Uh, Pietro Antonio Boccia, il video con i fans facendo qualche scherzo, ma una cosa a mente, mentre questa cosa. Io ho visto un video, coppa a Facebook, ho visto un video una volta, che praticamente si un sacco di gente. Immagina tipo io con voi, no? Immaginando un sacco di noi, siamo mesari in un veicolo, a rubare sempre sta camminando con crudo. Bello e buono, sai, chi si sta camminando e noi vogliamo arredare, no? Chi si sente, cioè, io ci sono video a così, immagino che facciamo noi, no? E come sta gente arredare chi si bel buso gira, poi dice, ma crema, la gente ha cominciato a avanzare un passo, e si gira così, e si comincia a fuire, perché dice, ma chi si cazzo facciamo, con chi si corrono, o recuperano, a chi si pigliano i zinari, e poi tutto in terra e se ne vanno, e chi si manda a morte a stemma, e come fanno queste cose a sta gente. E una volta ci tu, ma che non facesse veramente su video, facesse con voi, avrangati noi mesari, belle buone, in un piccolo, a ciappare a qualcuno, e cioè ci fa la stessa cosa, anche una cosa che la pensai,
comunque a poi alla fine ci vattene, no, non ci vattene perché poi si può attimo sempre a loro, perché si mi scende e loro sono uno su, comunque a poi magari noi non la facciamo sta cosa, basta cangiare il resto. Antonio Branca, grazie per la risposta Fabrizio, già che ci siamo, ci riveli il tuo film preferito di Massimo Troisi e perché? Allora, a me piace assai, scusate il ritardo. Ah, boh, ovviamente ricomincio da 3 che forse è il più bello. Però scusate il ritardo, mi fa ridere più a me perché mi fa ridere assai Lello Arena, mi fa ridere perché non so perché secondo me tutte e due funzionano meglio in quel film, perché ci stanno proprio chi li fatti che Lello Arena chiagna perché si è lasciata la guaglione o schizza l'acqua a mucca, no? Che lì come fanno rilassare. E se mi sbaglio là c'è sta che la parte che ho fatto che issa sa a do professore ho fatto che la mamma ci prepara sempre qualcosa a mangiare il professore e si spiega che ho fatto e si sa che da fare no? Mentre il professore mangia e poi i problemi matematici rispetto alla ci ho fatto problemi matematici fa che la teoria era sua rari come si chiama là quelli che faticano in da campagna oh, vabbè, comunque il film a me piace sta necessità di fare lui comunque forse quello è il mio preferito scusate il ritardo probabilmente e poi ricomincio da te subito dopo oppure tutte e due allora, a mannaggia, aspetta, no, oggi sono andato vari commenti. Diego Marino, Fabri per me sia diventato un appuntamento irrinunciabile, un po' come 90esimo minuto tra gli anni 80 e 90, e abbonarmi 90esimo minuto, mi vorrei occupato 90esimo minuto. Comunque mi fa piacere che, che l'appuntamento è irrinunciabile, ma pure per me è diventato, cioè io faccio live, ma pure per me è diventato un appuntamento irrinunciabile. Giuseppe Calleon, c'era sta un sito che fa vedere le partite del Napoli e sta ma dimmi uguale a questi giorni. Comunque, Sara youtuber, comunque Sara Silvestro sono io. Ah, sei tu, Sara youtuber. Voleva dire, prendi un poco di ciato e respira. Ma no, ma non posso respirare, perché sennò pare brutto. E chissà, poi Luigi Piccolo, c'era assomiglia a Justin Bieber. No, ma per carità, questa Amarone, comunque è un bello voglio, ma non penso cioè, Francesco Barbato, siccome hai paura dei mariuli, ti facciamo compagnia noi, bravi ragazzi. Ma mamma buona animali, che signor là di là, che sbattava. Um, allora, Carmine Migliaccio, sì, c'ero sono io, sto ingarrato, che poi ovviamente Carmine Migliaccio, quando non c'è esiste Carmine Migliaccio, invece siete proprio tu, mi fa piacere, anzi voglio andare a vedere qualche video di Carmine Migliaccio su Facebook, perché è veramente un ragazzo in gamba. Allora, non c'è morta fama, ecco qua. Antonio Avenillo, facciamo un free hugs. Non so se c'è così, sta scritto free e hugs. E che è su free hugs? Fammi sapere perché in agio proprio comunque non è che non è che so proprio che la persona che conosce l'inglese così bene. Pietrangelo Boccia, sì, bravo, bella idea per il video. Ma che stavo di fa? Qualche giorno ci organizziamo, basta che venite un sacco di qui perché poi servono un sacco di gente, se no non funziona. Non rende l'idea. Frank Matano, addirittura buonasera Cerrone, addirittura Frank Matano, ci vedo proprio che è isso. Ma ci vede Frank Matano, bella, Frank Matano è uomo, mi potuto soffermare un attimo, ma non credo sia lui. Giuseppe Giordano, comunque la prima volta che commento ti volevo solo fare i complimenti, Giuseppe, fa piacere, ti ringrazio e mo rinnovo i commenti perché a proposito si sono bloccata. Così piglio anche un po' ciato e faccio contenta a Sara. Allora, eccolo qua. Eccolo qua. Papiro Luciano, non gli domandate chi è il suo attore preferito, se no domani muore qualcuno. E chi sono? Ramsey, il Vlad Segna e Moraggi. Simone 1996 c'ero se serve lo streaming per domani sera cerca Roja diretta sì ma là Magis l'ha dato un po' a Roja come cazzo si dice diretta come che si dice ah sì Antonio Mennino grande fake di Frank ma infatti grande fake perché poi sta tipo Frank Matano Carmi, sì, esiste il sito da cui si vedono i guadagni su YouTube, si chiama Social Blade, ovviamente non dati molto veritieri, ma si avvicina molto alla realtà. Ok, già avrei pure perché mi ha già proprio fatto loro, quando guarda, Pushkashka, tu e tua moglie chiavate la notte, ma che domanda su, ma chi? Pushkashka, mocca, veramente diciamo parole, male parole, però se non le diciamo, Pushkashka non ti leggerò più, Marco YouTuber, Marco YouTuber, Reg Madana, Mario Gallo, Ceros, Ben Nuffum non esagerate, ti chiedo appuntamento lunedì sera alle 9:30, che fai? Ci vai? E non giocato perché sono scusato e quindi non giocato. Alberto Polillo è stato segnalato. Natascia Borrelli, buonasera, finalmente ci sono riuscita a scrivere un patente di buonasera. Ah, grande Natascia, mi fa piacere.
ma io non giovani da scrivere, basta che ti colleghi, basta che sei iscritto al canale e ti metti a commentare. Io credo che così si faccia. E Marco Bove giustamente dice Pushkashka, cagni spacciatore, ma serie, Pushkashka, è un nome un po' ambiguo. Mario Gallo, Cerru, no, no, questo fatto già si è fatto pure. Vega Davide, per non far allarmare la situazione, si pazza, fratimo. Ma non c'è perché ci sta, comunque, vabbè. Antonio Amennillo, praticamente abbracciamo le persone che incontriamo per strada, doniamo amore ai più bisognosi. Ah, che significa free hug? Allora capite che ma questo è uno dei primi video che io aggiungo un po' a YouTube che facevo vedere sul fatto che sì, che a me sapevi abbracciare la gente, no? E quindi mi ricordo questo fatto. È uno proprio dei primissimi video che ho visto su YouTube e pure in televisione facendo questa cosa. Vabbè, ma mi abbraccia la gente, ma è bella e cara, però non è cosa nostra, non è cosa mia, perché se, no, facciamo per me a video che facciamo ridere, no? E poi Anthony Capone, per vederti la live in streaming, puoi vederla anche su Facebook, basta andare su Auriem e poi basta andare su Auriem, sulla pagina di Auriem, casomai, e poi sulla pagina trovi il like in descrizione. Ah, ok, già in coppa pagina di Auriem. Ok, ma sai quante pagine c'è stanno da Auriem? Ma già tu vuoi che la buono, ma non mi casomai, si paga bene. Ma tu veramente sapere la partita buona, mi fa piacere sta perché è una grande notizia per me. Natascia Borrelli, no, già la Giulia. Alessandro Saggiomo, poi c'ero scusa del ritardo, ma ho avuto dei problemi. Sono Alex Stabiese. Come va? Tutto bene, Alex? Non ci capito perché voi vi chiamate in una maniera, in coppa a Facebook, e poi cagnate nome in coppa a YouTube. Non ci capisco. O perché per pigliare a parola a gente, non so, forse è una tecnica diciamo, anche abbastanza conosciuta che io non faccio, però forse perché voi da pigliare a parola a gente, non lo so. Vabbè, fatti vostri. Sbloccata nei commenti. Bello però, quando sblocca i commenti ogni tanto di immobile, cioè, non è male. Eccolo qua. Dica Davide, sta in Mariuolo, perciò l'ho scritto. Ah, ok, ho fatto i citi. Antonio Menillo, allora se non li abbracciamo ci facciamo capottura. Che se già è una cosa diversa, già va bene. Forza 12, quello che hai fatto a Fraus, niente, niente proprio, non hai fatto proprio niente. C'è Gennaro Civ, ce lo vuoi favorire? Ah, stai mangiando, buon appetito. Ho spento la TV e vedo il tuo live. E custatello con le patate se vuoi tasti no post. Ma sì, oggi già mangiato, sinceramente, però comunque ti faccio i miei più grandi diciamo, come si dice, buon appetiti, faccio i miei più grandi buon appetiti e posso fatto che tu mangi 10 e 10, va bene, poco strano, fondamentalmente dici ma io non so, posso mangiare più voglio, fai buono, fai giù, buon appetito a Gennaro Civ. Allora sto, Antonio Mendico, ho fatto un po' ma adesso come ne speso bocca nella volta. Se su boccata nata o di commenti, strano, aspetta, ah no, questo si è messi, sta così, ecco, stanno sbloccando la roba, aspetta. Francesco Barbato, in mosca sulla spalla, no, non è sarà non è. Alberto Colilla, Cerro, avevo chiesto qual è la tua pizzeria di Napoli preferita? Ma non tengo una pizzeria preferita, sinceramente, a me no, non tengo, no, questa è una domanda strana, no, non tengo. La pizza mi piace, a me sinceramente la pizza mi piace quasi sempre, non ho preferenze di pizze, pizzaiole, roba. Posso pure io la facessa, la pizza che esiste pure, però allora, Giorgio di Nuragna in capa, ha detto Giorgio, mamma mia. Alessandro Saggiomo, mi chiamo Alessandro Saggiomo, ma sono di Castellammare di Stabia. No, è scritto Castellammare di Stabiese, è scritto. E tifoso dello Stabia, perciò Stabiese, Alec Ahasigos fa. Ah, ecco perché si chiama. Cioè, vero nome tuo è Alessandro Saggiomo, però si chiama Alex Stabiese perché tifo fa Juve Stabia. Se non sbaglio, oggi è stata ripescata in Serie B. Ora non voglio essere sensuale, però ha già detto varie cose. Terzo ruttino. Oh, fa piacere, la Juve è stata una squadra campana in Serie B. Che ti hai mangiato? E ti detto, ma una specie di casatiera, una specie di panina puttana che senza capire, un mix di roba, un mix di roba. E lascio immaginare, forse pure fumaggio ovviamente si sostanza così, quindi me lo lascio immaginare l'usata che tengo. E pure la devo tenere usata perché mi ricordo come mangiai, ma c'è tu spaghetti con capo marolo e mi pare che mi acchiappa proprio l'aglio, proprio acchiappa proprio l'aglio, mi mangiai proprio l'aglio. E allora tenevo usata come fate veramente di aglio e ho fatto uno scenetto per giorno. Ho paura che proprio mi sa che guarda qui c'è allora, andiamo annanzi, conosci la pizzeria? Ah, John Black, conosci la pizzeria Tutino? No, non è conosci la pizzeria Tutino, non so nemmeno se esiste, se non lo so, non lo so, fammi capire, lo so. Ehm,
come si chiama? Killer Pola, penso sia. Buonasera Frank, il video su Capri è spac. Ah, boh, video su Capri, sa, ricordo ancora i video di Capri. Eh sì, ora mi è passato. Qualcuno l'ha già pubblicato l'ultima perché secondo me qualcuno se l'ha visto. O chi se l'ha visto va sul canale e sta scritto, come si chiama? A Capri con furore. La sfida, dove l'ha preso, me l'ha visto, è un bel video. Allora, si dura in testa ancora. Cerro, che ne pensi degli acquisti che vuole fare il Napoli? Penso che si fa pure buone, perché ma si fa però, si fa. Chi sta? Poi Marco Bovi, mannaggia mi sembra fa malupere, mi dispiace tutti che fa malupere, ma comunque non so perché l'hai scritto in questo momento, stiamo facendo la live, un po' fuori luogo. Vale Catanza, terzo ultimo, applausi per Cerro, sì, terzo ultimo è vero. Vicenza già quinto, Cerro, che ne pensi di... Ah no, già visto, Ciro, da quanto Vega Davide, Ciro, da quanto tempo sei così Pepsi? Che significa questo fatto Pepsi? Sono termini nuovi questi qua per me, questi termini giovanili mostri che a me mi tengo 31 anni, non so a passo con voi, quindi tenetemi al passo. Io, come Antonio Mendillo mi ha spiegato fatto free hugs, che io non so, spiegami pure tu che significa queste cose Pepsi. Vabbè, chissà, poi c'era caos, c'era di mangiare da nubi, ma che voglio si mangiare da nubi, magari si fanno un yogurt, non ci credo. Comunque abbiamo i commenti perché si sono bloccate come al solito. Allora, scusate, qualcuno mi ha scritto in coppa a Facebook, oggi, ma non riesco a leggere tutti i commenti. Mi scrivo in coppa a Facebook. Mi scritto mai troppo in coppa a Facebook, ma no, perché poi non riesco a leggere tutti i commenti. Alessandro Saggiomo si saprà il 25 agosto chi verrà ripescato in Serie B, ma dovrebbe salire lo Stabia. Speriamo, speriamo, perché comunque sembra una squadra gamba lo Stabia. Ma chi, perché non mi ricordo chi è stato escluso dalla Serie B? Non ci capito perché è successa cosa. No? Giuseppe Calleoni, il Napoli si è comprato De Guzman, fosse Amarosa, stava fatti De Guzman, ma manco lo ufficializzano ancora, forse dopo la partita con l'Atletico, non faccio, non faccio. Hai spaccato con sto Sciatusce, Killer Pola, ma quale Sciatusce? Vedi? È un po' con ciuffo, niente di particolare, niente di particolare. Aspetta un attimo, esagerato poco. Ah, Francesco Gaviglia, c'è vai nei negozi dove vendono i vestiti, gli fai prendere tutto e poi dici no, grazie, non mi interessa niente, un grande video, un grande video così, un fatto ricommessa a quanto vedo. Vale Catanzaro tengo l'herpes, ma tu quando ve l'ha mandato oggi? Chissà ci fa male per tu tieni l'herpes, ma che è diventato? Vedi un pronto soccorso. Viste la Giletti di Milano in capo, eccolo qua. Mags Channel, domani c'è il Napoli-Bilbao, io la vedo malamente, ovvero non la vedo proprio, come video un saluto e poi spero avrei un dopo streaming, spero che una volta, più di questo non so cosa dire. E abbiamo mandato dei commenti, ci sono stato commentando o sono bloccati i commenti proprio definitivamente. Allora, ecco qua. Ale Aiello, qual è stata la tua ultima partita allo stadio? Ma da credere, voglio non mi ricordo, talmente che è tanto tempo che non ci vado, che non mi ricordo più. Non mi ricordo più qual è l'ultima partita che mi sono andato a vedere, ma ci avrei occupato. Antonio Mennillo, c'era un mi chiama per nome e cognome. Ah, non lo sopporto. Chiamami semplicemente Antonia. Hai ragione, ma io leggo nome e cognome perché per abitudine. Tonia, Anto, come cazzo tu ma non Antonia Mennillo. Va benissimo, allora. Ti chiamerò Antonia. Antonia mi piace. Tonia non mi piace. Antonia mi piace più. Diego Marino, il mio Napoli, no, il Napoli acquista il mio amico Guz, tu ricordi Fabri, chi è Guz? Non lo ricordo. Guz, non lo sa chi è, Diego, facci capire, spiega a me. Alberto Colilla, volevo farti i complimenti per le parodie sulle pubblicità, sto ancora morendo per quella della Mucchina, la mongoloide della Mucchina. Ah, un grazie bruciò, grazie bruciò, che la cucina che la maniera, come ha fatto la ridurre, che la zozzosa che ha fatto a Napoli, dove poi te ne ha cucinato, insomma, che è proprio una mongoloide proprio serie A. Marco YouTuber, si saluto a mio amico e saluto a mille. Anthony Capone, la prossima volta la live facciamo direttamente in ospitale, è vero, perché casa stanno lavorando tua. Forza Azzurri, Puscasca stata fulminata, è vero, che hai fatto molto imbarazzante. Allora, Alessandro Giamo, per le norme D4 sono state escluse Novara, Regina e Lecce, o Lecce, norme D5, la Sanità e Catanzaro e il Pisa già venne ripescato, quindi dovrebbe salire lo stabile. Ma perché la sanità sta in serie sta cioè in serie C1, io la chiamo ancora serie C1, ma non sta la sanità in alfa, comunque fammi sapere. Ma Killer Pola, ma stai chi ne femmina, ma una diretta non ce la fai vedere, magari sai che spinaci, ma stai chi ne femmina, ma una diretta
non c'ha Fiverr e Capavam e Tassa. Ah, ah, pure per tenere la connessione stai perdendo rispetto a un ci manco cazzo che ti Pola, spiegati meglio perché non ci manco un cazzo. Vale Catanzaro, Puscasca, ma quando sei nato sei caduto dalla culla e sei pure rimbalzato? Vabbè, lasciato stare. Ha fatto un commento infelice, ma si può perdonare. Alessandro Saggio ma tutto ciò a causa delle diverse squadre che hanno chiesto ripescaggio e quindi sono succesi tutti questi casi. Ovviamente tutti quanti hanno approfittato del momento a così e quindi hanno chiesto un ripescaggio. Um, allora, sto messaggio scemo di leggere. Puscasca, mia mamma mi vuole picchiare, io mi sono chiuso a chiave in camera a vederti. Vabbè. Sacci dai, Puscasca, mi hai sconvolto tutti i commenti prima mi hai sconvolto. Mag c'è nel buon Natale, ti sei mangiato Pandoro, c'era non mi sono mangiato, oh, Pandoro, un buon Natale pure a te. Alberto Colelli, c'era scusa ma Gambone che fine ha fatto? Ma oggi ha aggiunto la sora di Stampiro di Gambone, e per chi non lo sapesse è un caro mio amico che è stato uno dei nostri ispiratori per l'inizio dei nostri video su YouTube, perché all'inizio noi facevamo un paio di video, un lights proprio, cioè un paio di parodie, hanno caricate su Fabrizio sul mio profilo personale. Non posso pubblicare perché affinché poi mi ci questi, poi pubblicare e chi si dispone a finire ci cancella. Allora, onde evitare che chi sa cazzo, io le ho lasciate sul mio profilo. Poi magliata a breve su video, a Fabrizio ci sono trovati questi due parodi vecchissime di 3 anni fa. Uno come si chiama? In fondo a Gnan, che sarebbe la parodia di In fondo al mar la Sirenette di 4 di 5 anni fa, è nata invece, si chiama Ma Gambone No, sarebbe la parodia di Ma l'amore no, di Arizza, una canzone pure di 3-4 anni fa, con cui parliamo un culo a sto bagno rosso, a me dopo parliamo un culo che decide che mi farò i parodi. Quindi facette mi registrai professionalmente e appunto professionalmente ci successo computer così con microfoni di 1000 lire, però una cosa fatta bene, un montaggio, facete un montaggio, comunque l'avrei faccio quattro esatto perché vabbè, non conoscete il personaggio, però un po' dalla parodia riuscite a capire come è fatta, un po' come De Laurentiis su Magnoni. Comunque io voglio bene, ma a parte scherzi, però la prendo volevo bene, ci faccio su vari parodie in culo, però voglio sempre bene. Chi è? Brent Raymond, just an English comment passing through. Va bene, c'è anche un cazzetto, che ovviamente l'inglese non è cosa mia. Killer Pola, ho detto se è pieno di donne, ma che poi è una cagata perché non è vero. Una che viene a casa tua non ce la fai vedere e che a metà stai perdendo gli spettatori. Oggi verità ci farei femmina a casa mia, non sto femmina a casa mia. Oggi farei la mamma, ma storia mia moglie. E non ci stanno nemmeno, se no ti facessero io, no, non ti facessi manco vedere la verità. Vincenzo Parretta, riguardo gli acquisti del Napoli, un mio vecchio amico cantava Spendi, vabbè sì. Spendi è sempre una canzone di attualità, perché purtroppo su Fascimi della Lorenz non accatta nessuno, e quindi ogni tanto il là già sempre pubblicare Spendi, perché poi mi viene in mente pure a me di stiamo sempre a fare queste cose con questo presidente. Alessandro Saggiomo, sì, per adesso il girone C della Lega Pro è composto da Salernità, Azzaoera, Lusso, Sentenza 0C1, è composto da Salernitana, Benevento, Savoia, Lecce, Messina, Martina, Franca e Ischia pure, anche per l'Ischia senza ma comunque come detto in precedenza spero che lo Stabia venga ripescato, beh sì, lo speriamo tutti. Giuseppe Giordano, sei grande, Marco Appeste, guarda, ricordo Marco Appeste, il mitico Vespa si scappano quarto tutto, però non lo so se si può conteggiare perché non maggio fermato, però mo sta nato comunque 3 rutti e mezzo, no, potremmo contare. Simone 1906, c'ero dacci WhatsApp, no, voglio schifo per WhatsApp, io ce l'ho, però lo tengo proprio per tenere, perché uno non so ci manchi più te, però schifo proprio, voglio mi dice, perché io già tengo Facebook, e già c'è nei mali capo, un po' a Facebook, perché 3000 cose, poi ci metti pure WhatsApp, non ce la fa, sinceramente, WhatsApp è antipato, non ho fatto i pazzi cellulari, cioè no, no, lasciate stare, voglio WhatsApp non è proprio. Vale Catanzaro, scemo chi legge, nata voto, c'ero guai a tesi su con me, già la jet prima, Valentini, sti fatti scemo chi legge, e via. Alberto Colella è un personaggio Cambone, lo conosco di persona anche io perciò chiedevo, wow, ho conosciuto a Peppe Cambone, è veramente un personaggio, ma è un unico fu cantante, però secondo me è un grande comico, non se ne accorge, cioè, se ne accorge lui forse, probabilmente, a me fa proprio ridere, a me mi ha sempre fatto ridere, è sempre stato uno di grandi compagni. Sara youtuber, wow, già è quasi finita sta live, no, vabbè, sì, purtroppo sì, veramente, ma capas fu tempo vola, io sono le 22:24 e mancano 6 minuti alla fine della live, voglio, è così, purtroppo finisce. Vabbè, che fa, però alla fine si sta che cazzo, non è insieme. Jenny Di Palma,
Saluti Jenny e Marta, ti prego. Sei un mito, salutaci a modo tuo. E Jenny e Marta, vi saluto a modo mio. Come ci saluto? Vi saluto, ciao Jenny e Marta, che non so in che modo posso salutare. Marco YouTuber. Come si diventa animatore? Cioè, animatore come si diventa? Si diventa, va a fare un colloquio in un'agenzia, si divide buone per fare l'animatore, questo però vabbè, diciamo come si diventa? Vabbè, questa è una domanda particolare che uno potrebbe pure rispondere in modo animatore si nasce, va, se uno potesse dire animatore si nasce, no, si diventa anche animatore, da Giglia, io sei in qualche villaggio dove veniva qualche ragazzo che sembrava che non ne ha portato proprio per fare animazione, e invece poi alla fine è diventato animatore perché si è impegnato, perché secondo me è un lavoro che possono fare tutti quanti, fondamentalmente. Anche chi è timido, chi è così, secondo me proprio, anzi, proprio io lo consiglio proprio per chi è timido, si sblocca, perché va in un villaggio da parla a forza, che poi sa la gente un po' frustrata, da parla, parla, e quindi si sblocca un po' la sua timidezza. Comunque, l'animatore è un bel lavoro, è un bellissimo lavoro. Vabbè, adesso Puskashka, ma se è il vero José Coglialong, no, non so, chi sta avendo. Puskashka secondo me viene, va, merda in capo, voglio dire, scusa, tu stai a questi commenti, comunque, riavviamo perché si sono bloccato, aspettiamo un attimo, ecco. Caos 30, 30, 30, che non capisci Caos, stasera mi fanno un lazzaretto, mi fa male un ranocchio, maronna, pure a te ti fa male un ranocchio, che l'avanza, a chi là dice fiducia, a me fa fiducia, e quindi stiamo con guerra. Mario Canzone, Fabio, non è che New York ti trova in ospedale a botti fasti video? Spero di no, ti dico la verità, Mario, spero di no, ma io non c'ero mai più, non c'ero mai quando facciamo i video noi, perché comunque lo facciamo con veramente cerchiamo di fare pure con educazione, nel senso che poi ci scusiamo che persona, ci facciamo capire che è uno scherzo, sorridiamo, nessuno mai ci ha battuti, né mo, e spero che non ci picchi nessuno mai. Lo faccio pure arrattato come sempre quando qualcuno mi domanda questo. Killer Pola, poi c'ero, io penso per fare una cosa sotto, in coppa YouTube devi fare qualche intervista a Silvana Iardi, boh, non so chi è sta Silvana Iardi, no. Ale Aiello, cioè dovessi fare una FAQ dove noi ti facciamo domande e tu rispondi registrando le risposte. Che si chiama l'iniziato, però io considero la FAQ, no? Sto fatto di domande. Alla fine la live, come la live, lui mo sta facendo, cioè, mo stiamo variando, perché poi variamo, però ogni tanto uno qualcuno fa una domanda e risponde alla fine. Cioè, è la stessa cosa, sì, faccio registrato, io faccio un po' la live, preferisco fare un po' la live, sinceramente, perché poi è più bello, è più spontaneo, no? Fai una domanda, rispondi tu, invece di mettere là, registri domande. No, preferisco fare di vividi, sinceramente, per ora, poi può essere io ne faccio tutto fatto, e fatto, e fatto. Alberto Colilla, Cero sei un grande, credi sempre in ciò che fai, mi raccomando. Sì, no, lo voglio bene. No, l'unica cosa che mi faccia strano perché mi esce sempre su cazzo di cose NBSP, ma non so se sto facendo apposta o esce proprio su NSP, che non c'è che cazzo vuoi dice, ma sta facendo più a me secondo me. Mario Sanzone, meglio vedere te che il film sul canale 5, io non so se il film sta facendo sul canale 5, comunque fa piacere che dici questa cosa. Vale Catanzaro, o c'è ruta, Girit, Capuscasca e Rosgiulun la creatura, e questo lo inizio a sospettare anche io. Antonia, Nagit cognome, sta Puscasca, Pucciacca, come si cazzo si chiama, a scassata, è vero, un po' sì, è vero. Mario Sansone, Fabri, chiamami Giusy, hai ragione Mario Sansone, ma io purtroppo vedo Mario Sansone, parto, dico Mario Sansone, hai ragione, però mi sta arrivando ogni volta che tu sei Giusy, piano piano ci arriveremo Giusy. Rossa, a Illo, Cero saluta Simone Fedele per favore, ciao Simone Fedele. TG Tony Romero, ciao Cero, di che parte di Napoli sei? Pianura, pianura, non so a che ora, pianura. Alessandro Bianco, grandissimo Fabrizio numero uno, un abbraccio da Ale e Marina. Ciao Ale e Marina, un abbraccio anche a voi, ovunque voi siate. Caos 30 e ci proviamoci a cuccare. Effettivamente sono le 22:29, cioè veramente no, a cuccare no, però comunque a Massuda perché siamo carali, ecco. Poi io vi saluto tutti quanti, voglio bene, spero che state trascorrendo delle belle vacanze, pure se state a casa, non fa niente, comunque penso che state a Ragusanza, al mare state andando, questo mi fa una lingua stasera, voglio parlare veloce, non so perché, e niente, voglio, ci sentiamo lunedì prossimo, sempre alle 21:30 qua sul canale 5, sul mio canale YouTube, e vabbè, poi ci rimaniamo qua a Facebook, con questo sempre si fa, con video strunzo, e poi fra poco ci mettiamo pure all'opera per fare un video in coppa YouTube, non vi nascondo questa cosa qua. Io voglio questo è quando voglio cercare un bottone per studiare, ma non lo trovo mai. E sta qua, eccolo qua. Poi ci vedremo lunedì prossimo. State buoni. Un bacione, buona serata, buonanotte. Ciao ciao.